FAS e plasmaferesi. Dopo i duri attacchi contro la Regione Veneto per l'utilizzo della plasmaferesi per la pulizia del sangue dei soggetti contaminati da sostanze perfluoroalchiliche, costringendo la Regione prima di Natale a sospendere la procedura in via precauzionale, ora il Ministro della Sanità Lorenzin cambia tattica e dichiara: abbiamo avviato un forte dialogo con la Regione Veneto. Improvvisamente il Ministero si fa collaborativo, tanto da consigliare al Veneto alcuni passaggi che, spiega lo stesso Ministro, permetteranno di fare una vera sperimentazione sulla plasmaferesi e aggiunge, quasi a voler mantenere il controllo della situazione: si deve essere certi che non derivino effetti negativi da tale pratica. Cambio di rotta che di questi tempi, con legislatura finita, ci fa pensare, e con noi anche il Presidente della Regione Veneto, che liquida con una battuta. Ma è iniziata la campagna elettorale. Sembra mitigare la sua posizione il Ministero, anche se poi scarica sul Veneto eventuali responsabilità, affermando avrebbero dovuto avviare una procedura di sperimentazione con un comitato bioetico perché non ci sono precedenti. E la linea cambia anche sul fronte FAS. Gennaio 2018 il Ministro parla di un Veneto con un problema grave di inquinamento da FAS, il secondo caso al mondo, e pensare che solo qualche mese fa non aveva voluto fissare nuovi limiti alla presenza di tale sostanza nelle acque colpite dall'inquinamento, affermando che era un caso specifico che riguardava il Veneto e non il paese, lasciando che la regione corresse da sola ai ripari. Un Veneto che sta stretto al ministro anche quando si parla di vaccini, e il presidente Zaia, sull'onda della battuta, chiude così: Guardi, non vedo l'ora che arrivi il 4 marzo.